Si dice che le persone quando viaggiano da sole si riconoscono o quando si muovono da sole si riconoscono. Alla pensione Palomar c'è Italo, che è il proprietario, che appunto l'ha rilevata negli anni 50 e adesso dopo quasi altri 50 anni la sta per chiudere, alla fine del 1999, lui è ormai vecchio e sta decidendo di chiudere. Ci sono gli ultimi ospiti, anche loro capitati lì per caso, anche loro come Italo con un passato tragico alle spalle. E cosa succede? Come appunto succede nei tavolini del bar di una bettola di periferia, succede che incominciano a riconoscersi e la prima cosa che riconoscono sono le loro solitudini. Quando intorno crescevano palazzi, questa piccola pensione rimanesse sempre uguale a se stessa. Ci si salva e si va avanti insieme e non solo uno per uno. Tutti i personaggi che stanno alla pensione Palomar stanno in una casa momentanea perché hanno perso la loro casa. Ma cos'è la loro casa? È la loro identità. Credo però che più andiamo avanti, più abbiamo definito dove o con chi vogliamo stare. Volevo raccontare di persone che si trovano in quel momento lì della vita, in cui non riescono più ad andare avanti nonostante le abbiano tentate tutte. Ci sono tanti personaggi che si incrociano, si sfiorano, si incontrano fino a che le loro vite in qualche modo non coincidono tutte quante con una sola intenzione, con una sola vita. E quindi ho fatto questa cosa qui, cioè di seguirli, ed è stato anche per me come leggere un libro che non stavo scrivendo io. Adesso dicono che il libro triste che ha scritto questa cosa.